Preoccupazione dei commercianti dopo la rissa scoppiata in via Palazzo. Se il degrado arriva qui, i clienti si allontaneranno dal centro di Mestre, dicono. La Guardia di Finanza scopre una discarica abusiva nell'area del mercato ittico di Chioggia, sequestrate 25 tonnellate di rifiuti pericolosi. La Regione Veneto sarà convocata a breve dal governo per far partire il processo di autonomia differenziata, intanto non si spengono le polemiche. Il consigliere regionale del PD Montanariello presenta una mozione sull'emergenza moto ondoso, sta finendo nel dimenticatoio, bisogna intervenire. A Venezia interi palazzi destinati agli affitti per i turisti, decine di appartamenti fanno capo a un'unica proprietà. Anche la società Airbnb dice stop alle speculazioni. Da Mogliano posizione in pressing sul sindaco per conferire la cittadinanza onoraria ai 500 figli di stranieri che abbiano completato almeno un ciclo di studi. Bilancio di metà percorso per la mostra del cinema, numeri in grande crescita, superati i 60.000 spettatori. Protagonista di oggi il regista Luca Guadagnino. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Torniamo in via Palazzo Mestre per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. Ieri sera vi abbiamo raccontato di una lite furibonda, davvero furibonda. Ebbene, i commercianti sono preoccupati. Non siamo in via Piave, dove il degrado è purtroppo ormai di casa, ma in via Palazzo, zona pedonale, a 2 passi da piazza Ferretto e dal municipio di Mestre. La violenza è arrivata anche qui. Tavoli e sedie che volano, bicchieri e bottiglie di vetro usate come armi, danni a 2 locali, in particolare al Vino Osteria, che oggi osserva la sua mezza giornata di riposo. Danni causati da una rissa scoppiata all'improvviso, coinvolte sembra una decina di persone. La titolare del secondo locale preferisce non parlare ai nostri microfoni, prima vuole presentare la denuncia alle forze dell'ordine. Di sicuro la preoccupazione c'è e anche i commercianti della zona, giudicata finora tranquilla, temono che siano i primi segnali questi di una situazione in peggioramento. Noi commercianti siamo sempre un occhio vigile sul territorio, quindi la presenza dei negozianti locali è fondamentale. I residenti sono altrettanto attenti, possono sempre capitare purtroppo delle situazioni spiacevoli, bisogna che ci sia però appunto una collaborazione attiva da parte di tutti gli organi competenti, perché altrimenti il degrado è dietro l'angolo. Il degrado dalla zona della stazione si potrebbe spostare qui in poco tempo. Spostandosi chiaramente a macchia di leopardo, le situazioni sgradevoli, diciamo così, loro si ricreano dei loro giri in tempo zero. Sono noi, gli organi competenti, che devono avere la capacità di essere rapidi nel cogliere i cambi di flusso. Una volta formalizzate le denunce, saranno le forze dell'ordine, magari anche con l'aiuto delle telecamere, a cercare di risalire i protagonisti della violenza. Certo è che questo è veramente un brutto biglietto da visita, le cose che possono capitare in una zona centrale come questa o in altre zone centrali. Un brutti biglietti da visita, per cui non fa bene a nessuno. E in merito ai gravi fatti di violenza subiti da alcuni esercizi commerciali di via Palazzo, il presidente di Confcommercio Massimo Gorghetto ha espresso massima solidarietà e vicinanza alle persone coinvolte. Così si rischia, afferma Gorghetto, di minare la considerazione del centro città, allontanando anziché avvicinare la clientela. Speriamo che siano presto accertate le responsabilità. Le attività commerciali sono le prime vittime di fatti di questo genere. Queste sono le parole quindi del presidente di Confcommercio. La cronaca ci porta adesso a Chioggia. Mancava l'autorizzazione per lo smaltimento di rifiuti pericolosi, è scattato un maxi sequestro. Operazione della sezione navale della Guardia di Finanza, che nell'area del mercato ittico di Chioggia ha scoperto un deposito di rifiuti pericolosi abbandonati da ignoti. L'attenzione delle fiamme gialle è stata attirata da un mezzo pesante che durante un controllo stava caricando a bordo rifiuti pericolosi assieme ad altro materiale abbandonato sul piazzale. L'operazione di smaltimento dei rifiuti pericolosi prevede infatti procedure particolari e cautele con protocolli specifici. È comunque vietato mescolare diverse tipologie di rifiuti per smaltirli o riciclarli.
Il controllo ha evidenziato la mancanza di autorizzazione della ditta incaricata dello smaltimento e così i finanzieri hanno sequestrato l'intero carico, 25 tonnellate, e la discarica abusiva, e hanno anche denunciato l'autotrasportatore. Sempre per la cronaca, intervento dei vigili del fuoco intorno alle 8 per un'auto uscita di strada che si è ribaltata sulla strada provinciale 43 via Adriatica a Jesolo, ferito un 62enne alla guida. La squadra dei vigili del fuoco, accorsa dal distaccamento di Jesolo, ha messo in sicurezza, lo vedete, il mezzo ed estratto l'autista rimasto incastrato nell'abitacolo. L'uomo è stato poi affidato alle cure del personale sanitario che dopo le prime cure lo ha trasferito in ospedale. Sul posto la Polizia Municipale per effettuare i rilievi dell'incidente. L'intervento dei vigili del fuoco si è chiuso dopo 2 ore alle 10 circa del mattino. Così dunque sulla strada provinciale via Adriatica a Jesolo. Ritorniamo a Mestre. I controlli del nucleo commercio della Polizia Locale hanno portato alla chiusura di un banco ambulante di abbigliamento per i prossimi 5 giorni e questo all'interno del mercato settimanale. Violata la norma che prevede che la merce sia disposta in maniera ordinata. Al contrario, i capi erano esposti senza un ordine, accatastati uno sull'altro e non piegati, con la clientela costretta a rovistare nel mucchio. Quindi è scattata questa misura, 5 giorni quindi di chiusura per questo banco ambulante. Adesso la pagina politica con la Regione del Veneto che sarà convocata a breve dal governo per far partire il processo sull'autonomia differenziata. Lo ha detto oggi a Palazzo Balbi il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, ma la polemica è del tutto evidente, non finisce qui. Non conosco i tempi del governo, ma a breve giro di posta saremo sicuramente convocati per iniziare il dialogo e finalmente chissà che qualcuno si renda conto di cosa discuteremo, di cosa andremo a discutere, visto e considerato che il progetto è un bel progetto di decentramento amministrativo. In attesa della chiamata da Roma per dar via al progetto di autonomia amministrativa, Zaia si trova un'altra volta a difendere una riforma che continua ad infiammare il dibattito anche al di fuori del mondo politico. Apparentemente spianata, la strada verso il decentramento amministrativo regionale dovrà non solo superare le resistenze che hanno portato ad una raccolta firme per un referendum d'abrogazione, ma anche un processo d'attuazione complessissimo che, secondo il sindaco di Milano Sala, potrebbe durare almeno 10 anni. Se qualcuno avesse l'accortezza di leggere bene le carte e attendere anche di vedere le proposte, capirebbe che siamo davanti a un grande processo di decentramento amministrativo. Poi non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, perché vedo che alcune fanno delle dichiarazioni che sono veramente monotematiche, sono sempre le stesse. Dalle stesse bocche ho sentito dire nel raggio di qualche secondo che è una scatola vuota e che è lo spacca Italia. Se voi riuscite a spiegarmi come fa una scatola vuota a spaccare l'Italia, vi diamo il premio Nobel. Altro fronte caldo è la presa di posizione della Conferenza Episcopale Italiana contro la legge Calderoli. I nostri accademici, che sono costituzionalisti, che sono fiscalisti e tributaristi, che potrebbero tranquillamente in una question time della CEI rispondere a tutte le perplessità e le domande, in modo tale che poi ovviamente il cardinale Zuppi e i vescovi italiani possano farsi un'idea. C'è poi un'altra questione. Il 19 luglio Elena Donazzana ha lasciato Palazzo Balbi, destinazione Bruxelles, dopo quasi 20 anni all'assessorato regionale al lavoro e all'istruzione. Il posto in quota Fratelli d'Italia è ancora vacante. Per settimane si è parlato di Valeria Mantovan, sindaca di Porto Viro e segretaria provinciale del partito a Rovigo. La nomina la farò, mi sono preso, ho voluto dare anche tempo alla Fratelli d'Italia per fare la giusta riflessione. La nomina penso verosimilmente prima, molto prima di fine mese la faremo. Per la consigliera regionale di opposizione Elena Ostanel del Veneto che vogliamo, i mesi estivi per la scuola non sono mesi di vacanza, ma quelli in cui si programma l'anno scolastico successivo. Il risico delle poltrone della destra veneta ha portato le scuole ad essere abbandonate dalla regione. Famiglie, dirigenti e insegnanti ne pagano le conseguenze. Altro tema di stretta attualità con il Partito Democratico che chiederà con un'apposita mozione che la Regione del Veneto si faccia parte attiva per affrontare l'emergenza moto ondoso con misure efficaci e urgenti. A fare il punto della situazione il consigliere Dem Jonathan Montanariello, secondo il quale l'emergenza del moto ondoso è confinata ormai nel dimenticatoio di chi ha il compito di amministrare Venezia. Secondo Montanariello, ad aggravare la situazione c'è anche il disinteresse
interesse della Regione che, pur avendo in mano le competenze di tutela ambientale della laguna e di gestione strategica del turismo, non muove un dito. Queste le parole di Montanariello, che apre dunque questo nuovo fronte. E poi c'è la nuova legge nazionale sugli affitti turistici che non cambierebbe nulla a Venezia. Ne è convinto anche l'assessore al turismo Federico Caner, che si aspettava una regolamentazione più decisa, mentre anche Airbnb, il colosso Airbnb, dice basta alle grandi speculazioni proprio in laguna. 6.000 affittanze turistiche solo a Venezia città, più di 8.000 nell'intero comune. Nel sestiere di San Marco, ad esempio, rimangono solo 3.300 residenti a fronte di 11.600 posti letto turistici in 1.200 strutture, di cui il 78% sono locazioni turistiche, con interi palazzi convertiti a quest'uso, come decine di appartamenti che fanno capo ad un'unica proprietà. A Venezia 2/3 degli immobili sono censiti come seconde case. Eppure anche Airbnb, la società americana fondata nel 2008, che ha dato il via agli affitti brevi su larga scala, esprime qualche dubbio sulla deriva che ha preso Venezia. Sicuramente gli affitti turistici sono un'opportunità, ma nei centri storici delle città storiche come Venezia possono creare delle difficoltà. In particolare noi riteniamo che sia fondamentale mantenere l'equilibrio tra i residenti e i turisti. In questo senso riteniamo che la prima iniziativa molto importante è il codice identificativo nazionale, che è stato lanciato dal Ministero del Turismo. Il riferimento è alla nuova normativa nazionale sulle affittanze brevi, appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore da questo mese. Ci saranno sulla piattaforma soltanto annunci dotati di codice, e questo in particolare permetterà di avere trasparenza e mappare il fenomeno in tutte le città italiane, così come su tutto il territorio. A partire da lì si può andare a vedere quali sono effettivamente i numeri nel centro storico di Venezia e quali sono le misure migliori e adeguate da poter implementare. Su questo noi siamo aperti al dialogo con le istituzioni. In Veneto però l'impatto è minimo, perché esisteva già un codice identificativo regionale. Io mi aspettavo da questa legge anche una regolamentazione più precisa sul tema delle locazioni turistiche, che devono essere disciplinate in maniera più corretta, e soprattutto perché un conto è la seconda casa affittata magari da qualcuno per fare integrazione al reddito, un conto invece è chi lo fa in maniera professionale e quindi deve essere gestita in maniera differente. A Venezia, dove il fenomeno ha raggiunto livelli tali da mettere in discussione il concetto stesso di città, come ebbe a dire Renato Brunetta quando i residenti scesero sotto quota 50.000, da anni un emendamento dell'ex parlamentare Nicola Pellicani permetterebbe al comune di intervenire. Peraltro quest'estate è partita una raccolta firme per spronare Cafarsetti. Chi specula sull'attività e quindi chi affitta interi palazzi o tantissime proprietà va limitato e regolamentato ulteriormente, perché chiaramente quello che vogliamo mantenere è il cuore di questa attività, ossia l'integrazione del reddito che viene portata alle famiglie italiane. I temi sanitari, c'è un'allerta dengue, da domani saranno effettuati dalla ditta specializzata incaricata del servizio, dall'ULSS 3, alcuni interventi di disinfestazione straordinaria a Venezia. Lo dispone un'ordinanza del sindaco a seguito della comunicazione pervenuta dal servizio igiene e sanità pubblica dell'azienda ULSS 3 Serenissima, nella quale viene segnalato per l'appunto un caso accertato di infezione da virus dengue. Gli interventi saranno effettuati dall'ULSS tramite la ditta incaricata affidataria del servizio per la disinfestazione. Questo quindi l'aggiornamento. Immigrazione e cittadinanza. Ritorniamo ai temi della politica, perché dal Terraglio, da Mogliano, l'opposizione va in pressing sul sindaco Davide Bortolato e chiede il conferimento della cittadinanza onoraria ai figli di stranieri che abbiano completato almeno un ciclo di studi. Questa misura soltanto a Mogliano Veneto interesserebbe circa 500 ragazzi. Chiediamo al sindaco di approvare la mozione per l'istituzione della cittadinanza onoraria ai figli dei cittadini stranieri residenti all'interno del nostro comune. Sono ben 475 ragazze e ragazzi che al momento non vedono riconosciuti dei diritti di cittadinanza molto importanti e che creano delle disuguaglianze con i loro pari
Dopo un'estate di dibattito a livello nazionale, con la stessa maggioranza di centrodestra divisa sul tema, l'opposizione a Mogliano Veneto fa pressing con una proposta netta, ovvero conferire la cittadinanza onoraria a quei figli di stranieri che abbiano completato almeno un ciclo di studi, una sorta di ius scholae comunale più simbolico che effettivo, ma con una serie di azioni collaterali. Dove prevediamo anche una formazione per i genitori, dove prevediamo anche l'istituzione di una cerimonia, dove prevediamo dei percorsi nelle scuole. Non è solo il tema del conferimento della cittadinanza in sé, ma è proprio la gestione a 360 gradi di un percorso di integrazione. Da qui l'appello indirizzato soprattutto alle forze moderate, Azione, Italia Viva, la stessa Forza Italia che ha sostenuto la corsa di Bortolato a sindaco pochi mesi fa. Il guanto della sfida politica è lanciato, la proposta arriverà in Consiglio Comunale, se non ora quando, si chiede Nilandi, che parla di appartenenza, convinto che anche i comuni possano dare un loro contributo all'evoluzione dei diritti civili e sociali. Crediamo che sia importante che i comuni diano un segnale forte con questo tipo di strumenti che pian piano, insieme agli appelli che sono stati fatti dall'ANCI ed altre iniziative che sono state prese negli altri comuni, portino anche il Parlamento a legiferare in merito. Bilancio di metà percorso per la mostra del cinema che da numeri in grande crescita. Protagonista oggi il grandissimo regista Luca Guadagnino. L'81esima Mostra internazionale d'arte e cinematografia di Venezia è in grande crescita, lo dice il bilancio di metà mostra, anche se sembrava impossibile fare meglio rispetto agli anni scorsi, visto l'indice di gradimento già altissimo. Invece, da mercoledì 28 agosto fino al lunedì 2 settembre, nei primi 6 giorni di festival, sono stati venduti 59.729 biglietti per l'ingresso nelle sale, con un aumento dell'11% rispetto all'edizione 2023. Gli abbonamenti invece hanno fatto registrare un incremento addirittura del 25%, arrivando a quota 1.729, quasi 13.000. Infine gli accreditati. Numeri sorprendenti e di grande entusiasmo. Intanto oggi al Lido è il giorno di Luca Guadagnino che torna a casa e per il suo film Queer in concorso ci ha regalato un'intervista dedicata. Luca Guadagnino, intanto le dico bentornato a casa qui a Venezia. Grazie, infatti mi sento a casa. Il film è una traduzione per lo schermo del grande romanzo di William Burroughs, Queer, che è un romanzo che Burroughs scrisse credo negli anni 50-51, ma che decide di non pubblicare probabilmente perché era un romanzo che lo mostrava in una dimensione molto fragile di espressione di sé, molto diretta. Era un romanzo che raccontava in maniera traslata della sua ossessione amorosa per questo uomo che si chiamava Louis Marker. Nell'85 lui si convince a pubblicarlo, quindi 35 anni dopo, ormai diventato un uomo adulto, parecchio adulto, e il libro poi esce nell'87 in Italia e io lo scopro in quegli anni. E mi colpì moltissimo e da lì cominciai a comprendere e scoprire il mondo di William Burroughs, questo scrittore immaginifico, così complesso e straordinario. Mi sento a casa, mi sento protetto e contemporaneamente è sempre un'avventura incredibile dove ti terrorizza sempre arrivarci per l'ennesima volta. Un saluto agli spettatori di Antenna 3 Media Nord-Est, è sempre un piacere parlare con te e essere nel vostro canale. E l'aspettiamo a Venezia sempre perché qui è casa sua. Speriamo. Questa è l'intervista quindi rilasciata al nostro Lorenzo Maier, che adesso ci presenta alle giornate degli autori con un interessante documentario su calcio e razzismo. A un anno dal trionfo in Io Capitano di Matteo Garrone, Saidu Sal, premiato lo scorso anno a Venezia, è ritornato alla Mostra internazionale d'arte cinematografica al Lido per presentare alla 21esima edizione delle giornate degli autori questa volta un suo documentario, Il sogno non ha colore, che racconta proprio la sua storia tra il sogno di essere calciatore e l'attore. Così ha spiegato. Il mio documentario si chiama Il sogno non ha colore, si tratta di razzismo, anche il calcio. E per me mi ha fatto molto piacere di farlo, cioè di parlare del razzismo perché è molto importante per noi. Chi hai intervistato? Ho fatto tante interviste a dei giocatori come Dybala,
anche lui è un portiere della Udinese, anche Francesco Totti, Danilo della Juve e tanti altri giocatori. Tu sognavi di fare il calciatore? Sì. Che numero volevi? Che numero? Che ruolo? Però il ruolo giochi difensore centrale. Però invece sei diventato un grande regista, un fantasista del cinema. Sì, purtroppo sì. Però sì, ho la possibilità di fare il calciatore, lo farò. Sì. Un saluto a Antenna 3 Nord-Est. Ok. Ecco, ciao. Il documentario, prodotto anche con la collaborazione della Lega di Serie A, ha visto la partecipazione di numerosi campioni intervistati da Seydou, tra i quali Dybala, Danilo, ma anche Francesco Totti e Ciro Ferrara, nonché il portiere dell'Udinese, presente a Venezia alla proiezione. Per me è un grande onore di stare in questo documentario con Seydou e il team di Seydou, e sono molto contento. E cosa hai raccontato? La tua esperienza? C'è razzismo nel calcio? Sì, c'è razzismo nel calcio, ma sì, noi giocatori e anche Seydou, gli attori, dobbiamo lavorare e dobbiamo keep racism out of calcio e tutto il mondo. Sento a casa a Udine e sì, sono molto contento. Vi leggo un'agenzia, oggi è una bella giornata per il Veneto, per Venezia e per il Polesine. Finalmente è stato firmato dal governo il decreto attuativo relativo al credito d'imposta della zona logistica semplificata a Porto di Venezia Rodigino. Lo dice appunto in un'agenzia, in una nota, l'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato, che commenta così la notizia della firma del decreto attuativo ministeriale attuativo che permette l'utilizzo del credito d'imposta previsto per le zone logistiche semplificate. Ne abbiamo parlato tante volte, sono le cosiddette ZLS. Ringrazia Marcato il presidente Zaia, il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini e il governo per questo provvedimento che, dice Marcato, offre una grandissima opportunità di crescita per l'intera area tra Veneziano e Rodigino. Quindi chiudiamo qui questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.